Leggere di bambini che devono rimanere fuori dalle classi, Novax, si I crea... bambini devono andare a scuola, poi si applicano le leggi, se la legge dice che bisogna essere vaccinati bisogna vaccinare, però è pur vero che i bimbi hanno il diritto di andare a scuola. Il piccolo di 8 anni, così forte da sconfiggere la leucemia, tra i banchi di scuola vuole tornare. È il suo pieno diritto di riscoprire la normalità, ma lo scoglio di trovarsi al fianco compagni Novax mette in pericolo la sua salute. Il caso è esploso dopo il racconto della pediatra trevigiana spinge a una soluzione immediata. È la stessa legge a prevedere la tutela dei bimbi immunodepressi. Quindi Andrea non dovrebbe finire nella classe prevista, che ha 5 alunni non vaccinati, e tantomeno nell'altra sezione, che ne ha 3. L'obbligo vaccinale in Italia c'è sempre stato, tranne che in Veneto. Quindi anche questa suggestione, la Lorenzin ha introdotto l'obbligo vaccinale, no, ha introdotto la coercizione e le multe, l'obbligo c'era anche prima. Però io dico, se con l'obbligo vaccinale, tranne in Regione Veneto, vedi che le performance vaccinali non ci sono, forse ti devi porre il problema che il problema non è quello di spingere ancora di più, ma di dialogare. E potrebbe essere proprio questa la soluzione, parlare con le famiglie, come dice il governatore. Per ora il bimbo che ha sconfitto la leucemia sarà seguito da una maestra a casa. Poi si sceglierà per lui la soluzione migliore, fa sapere il provveditore. Magari intanto le famiglie Novax si saranno convinte a vaccinare i figli per la loro salute ed evitare le multe.